Un 45enne infermiere dell'ospedale di Feltri, indagato per omicidio colposo e sospeso dall'ULSS, avrebbe iniettato al sacerdote dosi di morfina 10 volte superiori a quella prescritta dal medico. Restiamo concentrati sul processo per dare giustizia a Giulia, lo dice Gino Cecchettin dopo la ricostruzione del femminicidio nel verbale del primo interrogatorio di Filippo Turetta, rese note da quarto grado. L'ho coltellata guardandola negli occhi. Tragedia sulla parete nord della Presanella in Trentino, 36enne alpinista veronese perde la vita precipitando per centinaia di metri sotto gli occhi dell'amico, grave ma vivo. Dopo una spaccata, Vittorio Veneto e i Lati abbandonano sui binari a Conegliano il furgone usato come ariete, treno regionale si schianta contro il mezzo, tragedia sfiorata per i passeggeri miracolosamente illesi. Caccia al comando che ha assaltato la villa di Roberto Baggio, assenza di effrazioni, resta il giallo sul come e dove sono entrati i banditi. Intanto il campione riceve la solidarietà degli azzurri impegnati negli europei. Raid di furti a Vigonza, nelle frazioni di Pionca e Codiverno. Qui una novantenne si è trovata faccia a faccia con i ladri entrati nell'abitazione del figlio, il suo racconto. Domani è lunedì il voto in 16 comuni veneti per il turno di ballottaggio. Occhi puntati su Rovigo, Vittorio Veneto, Bassano del Grappa e Porto Gruaro. Maratona di Antenna 3 lunedì dalle 13:30. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In primo piano la morte all'ospedale di Feltre di padre Luigi Bassetto, trevigiano d'origine, dopo una relazione dell'ULSS 1 su una somministrazione di morfina diversa da quella prevista nei protocolli. La procura di Belluno ha deciso di sospendere i funerali e ha disposto l'autopsia. Indagato per omicidio colposo un infermiere che è stato nel frattempo sospeso dal servizio. A me è arrivata una relazione da parte del primario dove veniva messo in evidenza una somministrazione differente rispetto ai protocolli e pertanto ho ritenuto opportuno, come si fa in questi casi, di fare una segnalazione alla procura. È stata la segnalazione del primario della medicina dell'ospedale di Feltre a spingere la procura di Belluno a voler far chiarezza sulla morte di padre Luigi Bassetto, 80 anni, originario di Roncade. Il religioso lo scorso 5 giugno era stato ricoverato all'ospedale Santa Maria del Prato a causa di problemi cardiaci di cui soffriva da tempo. 2 settimane più tardi, 19 giugno, il decesso. Era già stata fissata la data dei funerali che si sarebbero dovuti celebrare questa mattina nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Treviso, dove padre Luigi era stato parroco per 10 anni. Ma alla luce della relazione dell'USL 1 Dolomiti, la procura ha deciso di sospendere le esequie in attesa che venga eseguita l'autopsia. L'incarico sarà conferito lunedì mattina all'anatomopatologo Antonello Cirnelli. In questa segnalazione alla procura si parla di una dose di morfina 10 volte eccedente la quantità che sarebbe dovuta essere stata somministrata. È tutto agli atti, non vorrei dire altre cose perché ritengo corretto che la giustizia faccia il suo corso. Intanto è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo un infermiere dell'ospedale feltrino. È prematuro trarre qualunque conclusione, lasciamo che la procura faccia il suo lavoro, spiega la dottoressa Marconato. Quali sono i vostri prossimi passi? Con la sospensione dell'infermiere, come si fa in questi casi. Ho ucciso Giulia guardandola negli occhi, ha detto Filippo Turetta al PM che lo aveva interrogato nel dicembre scorso. Dopo la diffusione dei verbali, la reazione di papà Gino. Restiamo concentrati sul processo. Vogliamo, dice, giustizia per la dolce Giulia. Arriva un processo complicato e delicato a metà luglio e noi preferiamo concentrarci su questo. Ci interessa solo l'accertamento della verità, che sia fatta giustizia per la dolce Giulia. Parla per nome e per conto di papà Gino Cecchettin l'avvocato Stefano Tigani a poche ore dalla diffusione attraverso la trasmissione Quarto Grado del contenuto dei verbali relativi all'unico interrogatorio sostenuto in carcere fino a oggi da Filippo Turetta. Tra le pagine anche i dettagli della mattanza con l'ultima coltellata inferta sull'occhio di Giulia. Turetta davanti al PM torna su quella sera maledetta dell'11 novembre, lo shopping e la cena alla Nave de Vero e poi il viaggio in auto fino al parcheggio vicino alla casa di Giulia a Vigonovo. È qui che il 22enne consegna alla ragazza un regalo, il pupazzo di una scimmietta mostriciattolo. Con sé nello zaino ci sono altri regali come quel volumetto, anche i mostri si lavano i denti, trovato poi vicino al cadavere di Giulia, appassionata di fumetti. Ma i mostri, quelli veri in questa storia, stanno altrove e si scatenano quando la ragazza non accetta la scimmietta, dicendo a Turetta di essere troppo dipendente, troppo appiccicoso. Giulia, riferisce sempre il 22enne, voleva
voleva andare avanti e si stava sentendo con un altro ragazzo. Filippo a questo punto urla, dice che non è giusto, che ha bisogno di lei, che altrimenti si sarebbe suicidato. Da lì la situazione precipita, Giulia scende dall'auto ma viene raggiunta, cade e sbatte la testa, il ragazzo estrae un primo coltello e la riporta in auto strattonandola. Poi l'altra tappa in zona industriale a Fossò, Filippo ha con sé dello scotch, vuole tapparle la bocca, anche qui la ragazza trova il modo di divincolarsi e scappare. Cosa stai facendo? Sei pazzo? Lasciami andare, avrebbe detto Giulia. Il 22enne tira fuori un secondo coltello, non c'è pietà. Mi ricordo che era rivolta all'insù verso di me, l'ho uccisa guardandola negli occhi, si proteggeva con le braccia. Giulia era come se non ci fosse più. L'ho caricata sui sedili posteriori e siamo partiti. Avevo i vestiti sporchi del suo sangue. La missione del 22enne, che poi si sbarazzerà del corpo della cecchettina Barcis per proseguire la sua fuga verso la Germania, dice di aver tentato il suicidio Turetta, di aver usato un sacchetto e di essersi stordito con la sambuca, come effetto solo il vomito. Racconta poi di aver riacceso il telefono e di essersi rassegnato a non suicidarsi vedendo l'appello dei genitori. Nell'interrogatorio Turetta fa intendere di aver agito d'impeto, coltelli, denaro, cibo li teneva sempre con sé, pure lo scotch sarebbe servito per attaccare il papiro di Giulia, che di lì a 5 giorni si sarebbe dovuta laureare. Questa è la versione di Filippo Turetta quando mancano poche settimane all'udienza preliminare fissata per il 15 e 18 luglio. È a queste date che guarda la famiglia Cecchettin. È un momento molto delicato perché è proprio la fase del filtro che poi porterà al processo e davvero già questo sottrae concentrazione, energie importanti che è bene mantenere lucide. Un alpinista 36enne di Verona ha perso la vita sulla Presanella in Trentino Alto Adige. Il suo compagno di cordata è rimasto gravemente ferito ma non è in pericolo di vita. I due veneti sono stati soccorsi nella prima mattinata di oggi dopo essere precipitati durante la salita lungo la parete nord della Presanella nel gruppo Adamello Presanella in Trentino. La chiamata al numero unico per le emergenze 112 è arrivata da parte di uno dei due alle 7:15. L'elicottero ha raggiunto subito il luogo dell'incidente a 3.000 metri di quota. Il tecnico di soccorso e l'equipe medica sono stati calati dall'elicottero col verricello e hanno dovuto constatare il decesso di uno dei due alpinisti, la cui salma è stata recuperata da un secondo elicottero dopo il nulla osta delle autorità. Con il primo velivolo il compagno di cordata è stato trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Tante persone questa mattina a Fellette di Romano De Zelino per l'ultimo saluto all'istruttore CAI Roberto Dissegna. Una chiesa gremita si è stretta per l'ultimo saluto a Roberto Dissegna, 58 anni il prossimo 8 luglio, morto lunedì scorso dopo essere precipitato dal Gran Paradiso mentre si trovava con un compagno di cordata. Una tragica fatalità per una persona cara e stimata, grande professionista, istruttore regionale CAI puntuale e preciso. Palpabile l'emozione di Don Teresio Baù, che conosceva Dissegna sin da quando era un ragazzino. Quando dal 76 al 79 ho fatto servizio in questa comunità, la mamma Teresa era preoccupata perché Roberto non sapeva dove era. Poi viene a scoprire che con questo disgraziato diacono che amava la montagna aveva preso i preadolescenti e li aveva portati in montagna. Ma forse oso dire troppo. Se da quelle esperienze può essere nato nel cuore di Roberto tutto l'amore per la montagna. Lacrime per la scomparsa del 58enne, ma anche sorrisi nel ricordarlo, soprattutto i nipoti, con cui aveva stretto un rapporto unico e forte basato sulla libertà e la condivisione. Ci hai dimostrato cosa significa essere liberi ed indipendenti, senza mai dimenticarsi degli altri. Nella vita sei sempre stato generoso e disponibile. Non lo dimenticheremo mai. Grazie per tutto quello che ci hai dato. E poi gli amici dell'Aido, di cui Roberto Dissegna era socio donatore, e i compagni CAI. E vorrei immaginare che sei lassù, nel cielo, e ci stai guardando e ci dici: ragazzi, va tutto bene, qui ci sono montagne infinite. Fai buon viaggio ai tuoi amici istruttori e di avventura.
E profonda commozione questa mattina al Lido di Venezia per i funerali della piccola Elettra Friselle di appena 17 mesi, morta dopo aver ingerito accidentalmente un tappo di plastica. La chiesa di San Nicolò non è riuscita a contenere tutta la gente che questa mattina ha tenuto a dare l'ultimo saluto a Elettra Friselle, la bimba di appena 17 mesi del Lido di Venezia, morta lo scorso 1 giugno dopo aver accidentalmente ingerito un tappo di plastica. Tutta la comunità si è voluta stringere ai genitori della piccola e alla famiglia. La messa funebre è stata presieduta dal parroco di San Nicolò, Don Paolo Ferrazzo, e concelebrata da Don Peter. Ciao Babi, sei entrata come un uragano nelle nostre vite, inaspettata e piena di energie. Così simile fisicamente a tuo papà e così vivace, allegra e incontenibile come la tua mamma. Sei la nostra stella cometa e parlo al presente perché le stelle brillano sempre. E dove le parole umane non arrivano ci può essere la fede. Quando la piccola Elettra ha cominciato a esistere nel grembo della sua mamma, per l'amore di questi 2 genitori, nata da questo amore, le è stata data un'anima immortale. E questo avviene da Dio. E quindi la vita di Elettra, come quella di tutti noi, si compie in Dio. Al termine della messa tanti palloncini colorati con il nome di Elettra sono volati in cielo. Le offerte raccolte durante il funerale andranno a sostenere un'opera concreta di carità. Un gruppo silenzioso di persone ha poi raggiunto a piedi il viale d'ingresso alla sede del punto di primo intervento dell'ex ospedale Romare. Qui sono stati attaccati ad un albero alcuni nastrini bianchi con un pensiero e una dedica per Elettra. E adesso lasciamo la cronaca per un attimo, siamo alla politica perché domani e lunedì cittadini di 16 comuni veneti chiamati nuovamente alle urne per il turno di ballottaggio. Antena 3 lunedì dalle 13:30 seguirà in diretta tutte le operazioni di spoglio fino all'elezione dei nuovi sindaci. A 2 settimane dal primo turno, in 16 comuni veneti sopra i 15.000 abitanti, i cittadini sono chiamati nuovamente alle urne per i ballottaggi. Rispetto a 15 giorni fa, quando la concomitanza con le elezioni europee aveva portato gli elettori ai seggi sabato e domenica, stavolta si torna ai tradizionali giorni di domenica e lunedì. Domani urne aperte dalle 7 alle 23, il giorno seguente dalle 7 alle 15. Una volta terminate le operazioni di voto inizierà subito lo spoglio. C'è un unico capoluogo di provincia coinvolto in questa tornata elettorale. Si tratta di Rovigo, ma occhi puntati anche su Vittorio Veneto nella Marca Trevigiana, su Portogruaro, Spinea, Scorzeno, Ale per la provincia di Venezia. In quella berica si attende l'esito delle sfide di Bassano del Grappa, Valdagno, Schio e Montecchio Maggiore. Per quanto riguarda il Padovano si vota a Selvazzano Dentro, Rubano e Monselice. Infine per la provincia veronese lunedì sera si conosceranno i nuovi sindaci di Pescantina, Legnago e San Bonifacio. E naturalmente, come sempre, Antena 3 seguirà la partita dei ballottaggi con una lunga diretta. Inizieremo alle 13:30 con ospiti in studio e collegamenti con i nostri inviati. Poi alle 15 alla chiusura delle urne seguiremo minuto dopo minuto lo spoglio fino all'elezione dei sindaci che guideranno questi comuni per i prossimi 5 anni. Treno regionale si schianta contro un furgone abbandonato sui binari dai ladri dopo la spaccata in un negozio di Vittorio Veneto. Tragedia sfiorata a Conegliano per i passeggeri miracolosamente illesi. Sul binario unico della ferrovia che collega il Bellunese alla Marca, l'impatto è violentissimo. Sono le 6:30 del mattino quando il treno regionale Belluno-Conegliano collide contro un furgone rimasto bloccato tra le rotaie. A seguito dello scontro il mezzo finisce nella boscaglia della vicina Scarpata. Immediato l'allarme, la mobilitazione di forze dell'ordine, vigili del fuoco, volontari. Tutti illesi, 40 passeggeri del treno, solo spavento, mentre in quel furgone vengono recuperate 2 biciclette, non c'è nessuno all'interno. Si capisce subito che si tratta di un mezzo rubato qualche giorno prima in un'azienda di Nervesa della Battaglia e utilizzato per trasportare le bici sottratte qualche ora prima dal negozio Crazy Sport di via Menare a Vittorio Veneto, distante pochi chilometri da qui.
Non un semplice furto, ma una spaccata con il furgone utilizzato come ariete in retromarcia per sfondare la vetrina, un botto avvertito nitidamente da alcuni residenti. Stavo dormendo, ho sentito il cane che abbaiava e un botto. Mi sono alzata e niente, non so, io pensavo all'inizio che fosse che c'era vento. Il colpo, poi la fuga rocambolesca tra i vigneti in direzione sud, un tragitto difficilmente dettato dal caso, per buona parte su strada sterrata. La fuga del furgone con la refurtiva è finita di fatto qui in via Calderara, a pochi passi dai binari, dove probabilmente i ladri non avevano tenuto conto del fatto che la strada è bloccata. Come vedete c'è una recinzione di cemento, che è stata però buttata giù dal furgone che poi si è arrestato sui binari. Di fatto i delinquenti restano bloccati e non riescono a raggiungere l'altro lato della stradina. È qui che trovano il tempo di trasferire 14 delle 16 bici rubate su un altro mezzo. Non si sa se fatto venire appositamente o già in attesa. L'area è lontana dalle prime case e di notte i treni non circolano. La mobilitazione di uomini e mezzi all'alba non è passata però inosservata. Non è tan bel, perché vuol dire che sa le strade e comincia a vedere il territorio e qua non ha via di scampo per qua, ma vede, spaccano barriere, non so. È andata bene, fortuna, per fortuna. Per i passeggeri è stato un miracolo per tutti. Caccia ai banditi che hanno assaltato la villa di Roberto Baggio ad Altavilla Vicentini. I carabinieri hanno raccolto le dichiarazioni del campione vicentino e le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Caccia al comando criminale. Ad Altavilla Vicentina, il giorno dopo l'assalto alla villa di Roberto Baggio, c'è tensione nell'aria. I carabinieri di Vicenza stanno conducendo le indagini col sostegno del ROS, il raggruppamento operativo speciale per i crimini violenti, e il RIS, il reparto investigazioni scientifiche, che sarà prezioso nella ricerca di eventuali impronte digitali e tracce organiche. Le indagini si avvalgono anche delle telecamere di sicurezza della zona, che potrebbero aver rilevato le targhe di macchine o furgoni utilizzati dai banditi, ma potrebbe trattarsi di veicoli rubati oppure con targhe false o depredate. Si cercano tracce, indizi. Da questo punto di vista potrebbero essere valutate alcune segnalazioni fatte da chi vive nella zona. Magari sono solo sensazioni, impressioni, ma potrebbero anche essere elementi utili al lavoro degli investigatori. Con i carabinieri e anche con la polizia locale c'è sempre un bel interagire, e quindi io avevo anche segnalato un episodio un po' particolare che mi sembrava sospetto, no? E anche un mio cugino aveva avuto un'altra sensazione di persone che passavano senza apparente motivo per le vie, diciamo, per le vie del paese. Sono diversi punti ancora non chiari, non si capisce da dove siano entrati i banditi. Gli investigatori non avrebbero riscontrato segni di effrazione su finestre e porte. I fucili da caccia razziati poi sarebbero stati abbandonati dai rapinatori in fuga. E poi perché lasciare nella teca il prezioso pallone d'oro? Forse i rapinatori non sapevano che la villa presa d'assalto fosse quella del grande campione? Sono stati presi anche loro di sorpresa quando si sono trovati di fronte Roberto Baggio e lo hanno riconosciuto? Di certo ad Altavilla una rapina del genere non ha precedenti e i banditi si sono mossi dando la sensazione di essere professionisti del crimine e di aver pianificato tutto con precisione. Questa è stata una spedizione militare proprio organizzata da criminalità con la C maiuscola, questi 5 persone, una task force armata che ha tenuto in scacco per un bel po' di tempo tutta una famiglia. Ecco, una cosa mai vista e mai sentita da queste parti. E intanto stanno emergendo nuovi dettagli sulla rapina. Ecco la ricostruzione della notte da incubo vissuta dal campione vicentino e dalla sua famiglia, a cui è arrivato un messaggio di vicinanza anche da Casa Azzurri in Germania, dove la nazionale è impegnata negli europei di calcio.
Roberto Baggio, il divincodino, il pallone d'oro del 1993, uno dei campioni più amati della storia del calcio italiano. Dopo una vita passata in copertina, in giro per il mondo a far magia col pallone, si è ritirato nella sua terra, in Veneto. Non a Caldogno, dove è nato, ma nella vicina Altavilla. Vive sulle colline di Valmarana, in una casa isolata, in mezzo alla campagna, ai boschi. Ed è qui che nell'estate degli europei di calcio, proprio durante Italia-Spagna, alle 10 di sera, mentre il divincodino sta guardando il match con la sua famiglia e i tifosi azzurri rimpiangono i tempi in cui c'era lui a decidere le partite, i banditi fanno irruzione nel grande salotto della villa. È appena iniziato l'intervallo quando improvvisamente Baggio si trova di fronte due individui vestiti di scuro, con guanti e passamontagna. State fermi o vi ammazziamo, avrebbe intimato uno dei banditi con accento dell'Est Europa. Roberto Baggio a quel punto prova ad affrontarli, vuole difendere sua moglie, i figli, la suocera, cerca di colpire i banditi, ma ne entrano altri due, poi un quinto, fuori c'è un altro che fa il palo. 3 sono armati, l'aggressione è fulminea, i criminali immobilizzano Roberto Baggio e lo colpiscono violentemente col calcio di una pistola sulla fronte. Finisce a terra e viene rinchiuso in una stanza con la moglie, i figli e la suocera. I banditi cercano la cassaforte, svaligiano la casa portandosi via soldi e oggetti preziosi. Perdono tempo a rompere serrature e catene che proteggono i fucili da caccia, ma lasciano nella sua teca il prezioso pallone d'oro. È alla portata, ma non lo prendono. Forse è troppo difficile da rivendere, forse non vogliono oltraggiare il campione più amato. Dopo 40 minuti, quando non si sentono più i rumori in casa, Roberto Baggio riesce a sfondare la porta e a lanciare l'allarme. I banditi sono già fuggiti. In ospedale ad Arzignano gli danno 6 punti di sutura. La ferita è evidente quando esce dal comando dei Carabinieri di Vicenza. Il paese oggi è stretto più che mai attorno al campione e alla sua famiglia, e anche il mondo del calcio rivolge un pensiero all'uomo, al giocatore, al pallone d'oro del 1993. Dalla Germania, dove si disputano gli europei, un messaggio a Roberto Baggio. Il vile episodio dell'aggressione a Roberto Baggio ha colpito ovviamente anche tutti nel ritiro di Iserlohn. I giocatori, mister Spalletti e il presidente Gravina, sono rimasti molto scossi di quello che è successo e hanno portato la loro solidarietà, la loro vicinanza a Roberto Baggio e alla sua famiglia. Raid di furti a Vigonza, nelle frazioni di Pionca e Codiverno. Qui una 90enne si è trovata faccia a faccia con i ladri entrati nell'abitazione del figlio. Guardate, ho detto, roba rubata, però non ne fa. Prima o poi se ne va. E io ho detto soltanto quelle parole lei. 90 anni, ma poca paura. Ha sentito dei rumori nella casa del figlio appena partito per le vacanze e non ha esitato un attimo. È uscita affrontando i malviventi. È accaduto a Codiverno di Vigonza all'imbrunire di lunedì. È successo che io sono uscita di sera, che per fortuna ero qui con una mia amica, e ho guardato, c'era la porta aperta. Allora vado dentro, perché ho detto no, ha detto perché se vai dentro ti danno una botta sulla testa e puoi farti male, puoi stordirti, può succedere qualcosa. Solo tanta paura per la signora che fuori microfono ci dice: mi sto facendo forza e sto anche cercando di dormire, ma un'esperienza del genere non l'auguro neppure alla mia peggiore nemica. Di ladri l'anziana ne ha visti 2, uno più alto, l'altro più basso, ma le telecamere dell'abitazione vicina hanno ripreso 3 persone arrivare dai campi. In casa sono entrati dalla porta, aperta con un piede di porco, forzando il cilindro delle chiavi. Dopo aver perlustrato alcune stanze, si sono diretti verso il sottoscala, dove hanno individuato la cassaforte svuotata di tutti i gioielli di famiglia, i ricordi di una vita. A destare i sospetti dell'anziana il rumore fatto dai malviventi aprendo una tapparella per garantirsi la via di fuga. Non l'unico colpo nella zona. Quella stessa sera di abitazioni ne sono state razziate 4 tra Codiverno e Pionca. Il giorno dopo anche quella di un ex sindaco che non si è accorto di nulla perché stava guardando la partita. Cambiamo argomento. A Jesolo weekend da quasi sold out negli alberghi, con code chilometriche già dal mattino e traffico in tilt nel primo esodo estivo.
L'estate è finalmente iniziata grazie alle ottime condizioni meteo di questo sabato, con code letteralmente chilometriche lungo la via del mare, direzione Jesolo, quando a partire dalle 10:30 del mattino auto ferme e traffico in tilt già dopo la rotatoria aeroportuale Marco Polo, direzione Musile di Piave, e così a Caposile con la rotonda verso il ponte delle Barche, satura e intasata di mezzi in cerca di una strada alternativa verso il mare che non c'era, a meno che non si fosse deciso di optare per una partenza intelligente. Ma noi partiamo presto. A che ora? Alle 6:30. Bisogna essere prudenti, di evitare rallentamenti e code. Esatto, sì. Strade congestionate anche sul ponte direzione Cavallino all'altezza della rotonda Picchi su via Fausta. Tanta coda per arrivare qui a Jesolo? Sempre, ma ogni anno, sì. Ogni anno, poi si parte la sera, avendo da casa, si è un po' più fortunati. Tutti in auto, moto, scooter e camper verso la spiaggia, con prenotazione degli alberghi verso il sold out per tutto il weekend, con un'occupazione media delle camere di circa il 90%. Per il weekend, sì, esatto. Weekend in famiglia però. Sì, esattamente. Così anche questi due ragazzi arrivati stamattina da Praga dopo aver viaggiato tutta la notte via bus, che riprenderanno domani per rientrare a casa nell'ex Repubblica Ceca. So we can get sent. So enjoy. Thank you. Siamo intorno al 90-95% per questo weekend, finalmente un bel weekend di sole, caldo, ed è un po' il tempo che noi ci aspettiamo per il proseguo della stagione. I dati prodotti dal sistema H Benchmark certificano una crescita di oltre il 5% dell'occupazione nelle ultime 2 settimane soltanto a Jesolo, e lo dimostrano le presenze lungo la spiaggia tra italiani in cerca di relax, ragazzi, riposo dopo settimane troppo stress. Servono più soldi e meno lavoro. e stranieri, come questa compagnia di brasiliani a Jesolo direttamente da Rio de Janeiro. Buon divertimento, grazie mille. Ciao a tutti, vieni qua che l'estate è iniziato. Vieni. E con questo invito si chiude la nostra edizione del telegiornale, vi lascio alla sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.